Cerchiamo di fare il possibile. Mio cognato al momento è all'ospedale. Poche parole al citofono, quelle di Victor, zio della piccola Andrea Maria Cretu, la bambina di 9 anni morta nel frontale che mercoledì mattina ha sconvolto Lubignano a Casale sul Sile. La piccola viaggiava accanto alla mamma e alla sorellina di 2 anni nell'auto guidata dalla zia, sull'altra vettura una cinquantenne di Roncade. Entrambe le donne ora risultano indagate per omicidio stradale. Il fascicolo aperto dalla procura trevigiana, un atto dovuto viste le dinamiche ancora poco chiare. Sequestrati i mezzi, c'è da appurare innanzitutto se i dispositivi di sicurezza, seggiolini e cinture fossero in azione. Una risposta potrebbe arrivare anche dall'autopsia. Il sospetto dei magistrati è che la piccola non fosse assicurata correttamente e che questo abbia provocato l'emorragia interna alla base del decesso. La famiglia di Andrea intanto resta chiusa nel suo dolore dentro questo appartamento in via Benedetto Croce, poco distante dal luogo della tragedia. Qui nel pomeriggio è arrivato anche il consulente dell'infortunistica stradale. Però non posso parlare per il momento. Quindi lo studio di infortunistica entrate in anche voi operativi come... Adesso vediamo. Restano il dolore di tante famiglie e le indagini affidate alla Polstrada, i punti da chiarire restano ancora tanti.